Il pastry chef e l'agrigentino Giovanni Mangione con il collega Lillo De Frey sbarcano nella capitale della Macedonia del Nord, a Skopje. I due maestri pasticceri sono stati invitati direttamente dall'ambasciata italiana a Skopje alla 10ª edizione della settimana della cucina italiana nel mondo tra cultura e innovazione e protagonista il dolce siciliano. L'evento è stato promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Mangione e De Fraia si sono esibiti in una masterclass producendo davanti a centinaia di persone torte di mandorla, dolci di mandorla, frutta di martorana, cassate siciliane e non potevano mancare i cannoli. Il pastry chef Mangione racconta che è stato un evento molto bello e significativo e soprattutto costruttivo, onorato di aver rappresentato la nostra amata Sicilia portando i colori, gli aromi e i profumi della nostra terra in Macedonia del Nord. L'evento è stato anche apprezzatissimo da Sua Eccellenza l'ambasciatore d'Italia Paolo Palminteri, che a fine della serata ha assaggiato tutti i dolci dicendo che era uno più buono dell'altro. E abbiamo invitato, con grande piacere hanno accolto il nostro invito, il maestro De Fraia, che è un applauso. Grazie a tutti. Che non è solo un maestro pasticcere pluripremiato, ma è un collega, perché è ambasciatore della cucina italiana e quindi siamo praticamente colleghi. Ed è accompagnato dal collega Giovanni Mangione, che insieme prepareranno alcuni piatti tipici della tradizione siciliana, e la Sicilia è una delle regioni che ha dato il maggior contributo alla storia d'Italia, alla cultura italiana, dal punto di vista letterario, dal punto di vista delle idee, dal punto di vista della cucina sicuramente. E sono anche molto contento che domani il maestro De Fraia e Giovanni Mangione andranno anche alla scuola alberghiera La Sartana e quindi avranno la possibilità di confronto con i futuri pasticceri macedoni. Il programma proseguirà poi con un workshop dedicato a un altro prodotto tipico della nostra tradizione, e cioè l'espresso. Abbiamo la fortuna di avere in Macedonia del Nord un vero genio dell'espresso, Dejan Bogojevski, che è il trainer di Lavazza, e quindi presso il training center di Lavazza ci sarà una masterclass dedicata proprio ai segreti e alla storia del caffè.